spazio gentilmente concesso, vorrei affrontare alcuni punti focali particolarmente inerenti a questo discorso. Avendo ben presente l'importanza dell'archivio Palomba, siamo qui in veste di tutori e di promotori dell'enorme patrimonio culturale di cui la biblioteca Giuseppe Palomba dispone. Perché ci presentiamo come tutori? Tutori perché subentrati in via di fatto e non in maniera ufficiale in una situazione di assenza totale da parte degli organi competenti per una reale salvaguardia del patrimonio stesso. Ci siamo sentiti chiamati in causa spontaneamente perché abbiamo ritenuto di fondamentale importanza tutelare e promuovere ciò che rappresenta questo patrimonio, essenzialmente sconosciuto alla comunità. Ci siamo resi conto nel corso del nostro operato che bassissima era la conoscenza della figura di Giuseppe Palomba, dei suoi predecessori e delle loro opere. Nonostante le incredibili opportunità concesse alla città, gli organi competenti non hanno saputo gestire, preservare e promuovere l'incommensurabile patrimonio, in quanto i locali preposti alla sua conservazione, la biblioteca intitolata al maestro Palomba, versavano in una condizione di criticità estrema per quanto riguarda la pulizia e l'agibilità di tutto lo stabile. A fronte di queste gravissime carenze inizia così un'attività di volontariato da parte dei cittadini finalizzata a preservare l'integrità dei testi e restituirgli il dovuto decoro. Il nostro operato si sviluppa così su più livelli. Abbiamo cercato in primo luogo di far conoscere la biblioteca come istituto culturale e come luogo di aggregazione, aprendola al pubblico e iniziando un lavoro di fruibilità verso l'utenza. La biblioteca è apparsa inizialmente, nonostante la presenza di 2 dipendenti comunali, in una situazione deplorevole e agghiacciante. Si palesa infatti agli occhi dei primi volontari, già nel marzo del 2012, come fosse un deposito di scarica, sedie e banchi rotti, bobine di ferro e rame, materiali di risulta edile e, cosa ancora più grave, la gran parte dei volumi apparivano accatastati vergognosamente sul pavimento delle stanze che risultavano non solo chiuse e inagibili all'utenza, ma anche completamente infestate dalla muffa. Questa incuria è tuttora riscontrabile sui testi, visibilmente danneggiati dall'umidità e dalla conseguente formazione. Danneggiati dall'umidità e dalla conseguente formazione di muffa, causati da problemi strutturali del sito, mai presi in considerazione dagli organi competenti. Il nostro intervento si dirama così in 2 piani distinti, che riguardano sia il tentativo di riqualifica del luogo, sia della fruibilità dei beni in esso contenuti, al fine di rendere giustizia ed omaggio all'incommensurabile patrimonio culturale che è stato donato dalla famiglia e dalla professoressa Ciagnello. Forse il progetto più grande a cui ci siamo dedicati è quello della catalogazione dei libri. Ci teniamo a precisare che questo lavoro è stato svolto completamente a titolo gratuito, quando i costi da parte dell'amministrazione necessari a garantire un servizio di tale portata si aggirerebbero intorno alle decine di migliaia di euro, ed è stato preceduto da un ampio studio personale che ognuno di noi ha compiuto per cercare di attuare un sistema consono ai canoni di una catalogazione bibliotecaria. Uno dei grandi problemi riscontrati in corso d'opera è stata la locazione stessa dei libri, in quanto parte delle librerie donate dalla famiglia Palomba non sono mai pervenute nella biblioteca attuale, trovandosi ancora nell'edificio precedentemente adibito a biblioteca comunale, attualmente ufficio amministrativo in disuso, e quelle presenti nel sito non solo sono di dubbio gusto, ma deteriorate e inadeguate all'ottimale conservazione di determinati testi. Un altro ostacolo incontrato sul nostro cammino riguarda l'aspetto della catalogazione digitale dei testi. Ci siamo innanzitutto preoccupati di verificare la regolare appartenenza della biblioteca al Servizio Bibliotecario Nazionale, in modo tale da poter usufruire del relativo catalogo online, noto come abbiamo finanziato e progettato un nuovo portale per la catalogazione digitale in fase di sviluppo e attualmente consultabile. Inoltre ci sentiamo di porre alla vostra attenzione un altro grave dissenso che abbiamo riscontrato. In un primo momento abbiamo notato un servizio di pulizia igienica del logo inadempiente sia qualitativamente che quantitativamente, il quale successivamente è stato completamente soppresso, motivo per cui ci siamo sentiti in dovere morale di compensare questa mancanza, occupandoci non solo della pulizia ordinaria del luogo, ma anche della preservazione della sua salubrità e della corretta conservazione dei testi, impossibile in quelle condizioni, essendo lo stabile infestato da muffe di insetti. Infine ci teniamo a sottolineare
sottolineare quanto, nonostante la totale assenza degli organi competenti nel corso degli ultimi 4 anni, la Biblioteca Giuseppe Palomba sia diventata un punto di riferimento, di ricerca e di studio per tutti i giovani appartenenti non solo al territorio di San Nicola la Strada, ma anche a città e paesi limitrofi. Nonostante l'impegno profuso, non siamo mai stati legittimati dall'amministrazione e nel momento in cui abbiamo cercato una collaborazione e un'apertura finalizzata al miglioramento dello status quo della biblioteca, siamo stati ostracizzati e accantonati. Tuttora siamo in attesa di risposte, pur avendo manifestato sin dal principio la nostra predisposizione ad ogni forma di collaborazione. Restiamo per questo particolarmente preoccupati dall'evolversi della situazione. Inoltre, da gennaio del corrente anno è stato soppresso il servizio a domanda individuale della biblioteca, susseguito dalla ricollocazione in altri uffici delle 2 dipendenti comunali. In tutta risposta agli utenti hanno comunque garantito la continuità del servizio, sobbarcandosi di un'ulteriore responsabilità. Concludendo, precisiamo che negli ultimi giorni si sono susseguiti aggiornamenti sulla questione della biblioteca, nonostante gli organi competenti abbiano di fatto impedito la continuazione delle mansioni sopracitate svolte dall'utenza con il sostegno dell'associazione Utopia. L'amministrazione ha provveduto ad impegnarsi formalmente nella gestione e riorganizzazione della biblioteca, sebbene in orari decisamente limitativi e con l'assenza della figura di un bibliotecario. Ringraziamo sentitamente tutta l'organizzazione del convegno per averci concesso la possibilità di presenziare al convegno e portare la nostra testimonianza alla vostra gentile attenzione.